Buone notizie per i 350 operatori ecologici ancora in attesa di percepire gli stipendi di febbraio e marzo. Il commissario liquidatore Teresa Restivo ha incassato una nuova anticipazione dall'AIPA, la società che gestisce la riscossione dei tributi. Anticipazione che permetterebbe alle imprese di arrivare alla cifra necessaria per pagare l'intera mensilità di febbraio e scongiurare così il rischio di un nuovo sciopero dei dipendenti del lato GESA G2. I soldi saranno disponibili a partire da domani mattina e attraverso un'adeguata procedura d'urgenza potranno essere girati alle imprese che si sono impegnate a pagare immediatamente il dovuto ai loro operai. Inoltre Teresa Restivo assicura che altri comuni stanno mettendosi in regola con i pagamenti e pertanto è possibile avere la liquidità sufficiente per pagare, oltre alle imprese, la ditta Catanzaro e gli altri fornitori. E anche le imprese dal canto loro si dicono vicine alla soluzione del problema. L'amministratore delegato della società Iseda, Giancarlo Alongi, assicura che non appena le somme saranno sui rispettivi conti, le imprese procederanno immediatamente con i mandati di pagamento agli operai. E sulla questione interviene anche il mondo sindacale, mentre CGIL, CISL e UIL stanno valutando se convocare un'assemblea degli operai per discutere del loro futuro. Il segretario provinciale dell'UGL, Roberto Migliara, ha annunciato di aver dato mandato ai legali del sindacato di preparare un decreto ingiuntivo da presentare in tribunale nei confronti del raggruppamento di imprese che si occupa della raccolta dei rifiuti nei comuni ricadenti nelle competenze del lato GESA AG2. Soltanto in questo modo, secondo il sindacalista, sarà possibile recuperare gli stipendi arretrati dei netturbini. Una delicata questione dunque che rischia di finire davanti ad un giudice, e se per i lavoratori la vertenza sta per essere risolta, per i contribuenti arriva una mazzata. Lato GESA non rimborserà l'IVA applicata sulla TIA, tariffa di igiene ambientale. Agli uffici di GESA sono arrivate centinaia di richieste di rimborso sulla base della sentenza della Cassazione per rivendicare la restituzione del 10% dell'IVA per gli anni dal 2005 al 2011, ma il commissario liquidatore Teresa Restivo annuncia che la GESA non pagherà alcun rimborso, sino a quando non vi sarà una disposizione chiara e definitiva da parte del Parlamento. Che devo pagare e di fatto, essendo un liquidatore, io avrei dovuto dare priorità alle scadenze più vecchie. Loro sono arrivati a novembre, mentre io ho fornitori che ancora devono riscuotere maggio, giugno, luglio, quindi io non mi sto comportando nella maniera più corretta da liquidatore, io mi sto comportando da persona che in questo momento è stata quasi